Grazie al Presidente per questo bellissimo intervento. Credo che abbia chiarito forse molti dubbi su questo percorso, che è un percorso che magari può apparire accidentato se non viene chiarito, però è un percorso abbastanza lineare, che ha avuto già modelli in passato e avrà quello a seguire della Catalogna tra pochissimo. Adesso invito a parlare l'ingegnere Gianluca Busato, che è responsabile per l'area di Treviso di Indipendenza Veneta, e di Gianluca, che è nato a Treviso nel 69, anche lui molto giovane. Vorrei dire solamente una cosa: una persona che sempre onestamente, correttamente, con grande costanza e con grande passione ha lottato per l'indipendenza di questa terra, da tanti anni. Bravo, questo credo che vada. Grazie a tutti. Qua c'è poco spazio, mi metto qua per non darti troppo le spalle, giusto perché non mi piace avere queste robe in mezzo, perché i veri relatori, ricordatevelo, siete voi, i sovrani, anzi non i relatori, siete voi, perché ciò che sta succedendo in questi giorni, che non è una cosa a caso, è frutto della vostra volontà, della vostra determinazione, delle vostre ragioni, profonde ragioni. Non siamo soli, c'è un mondo che sta cambiando, c'è l'Europa che sta cambiando, c'è il Veneto che sta cambiando, ma questo avviene grazie a voi. Grazie al popolo, ai cittadini, che nel momento delle difficoltà capiscono la situazione, la leggono perfettamente e sanno individuare, appunto come un solo popolo, qual è la via d'uscita, qual è la soluzione. E vedete, non sono scelte a caso, sono scelte dettate dal cuore, sì, ma sono scelte guidate dalla ragione. E quanta ragione abbiamo? Poche cifre bastano a farci capire l'ingiustizia terribile che noi stiamo vivendo. 70 miliardi di euro ogni anno noi veneti paghiamo di tasse allo Stato italiano, 9 miliardi, lo ripetiamo, va ripetuto sempre, va detto a tutti, vengono restituiti dallo Stato italiano alla Regione Veneto, 6 miliardi di euro vengono restituiti agli enti locali, e queste cifre tra l'altro verranno sempre più tagliate. Lo Stato dice, e lo dice attraverso i suoi conti pubblici territoriali disponibili sul sito del Ministero del Tesoro, che spende sul territorio veneto, e anche qui abbiamo dei dubbi, ma prendiamolo per vero, altri 35 miliardi di euro ogni anno. Quindi 9 più 6 più 35, 50 miliardi di euro. Mancano ogni anno 20 miliardi di euro, che è una cifra terribile, enorme. Allora, le ragioni alla fine trovano anche dei numeri che le rappresentano, e questi sono numeri terrificanti. Se poi andiamo a sommare per tutta la durata di questa oppressione, che io non esito a definire coloniale, che l'Italia ha fatto sul Veneto, è chiaro allora che noi stiamo parlando di un'ingiustizia enorme, che probabilmente da un punto di vista economico non ha molti eguali nella storia, anzi in termini assoluti probabilmente non ne ha proprio. È allora chiaro che fino ad oggi siamo stati fin troppo buoni, siamo stati fin troppo, confidenti
nel fatto che noi, pur derubati del frutto del nostro lavoro, pur oggetto di quella che è appunto un'ingiustizia che non teme confronti nella storia, ci siamo illusi che potesse continuare così. E invece no, ad un certo punto delle persone coraggiose, preparate, motivate, determinate si sono ritrovate e si stanno ritrovando ogni giorno sempre di più, perché sono tantissime le persone che stanno ogni giorno raggiungendo l'indipendenza veneta, e hanno detto no, c'è un'altra soluzione, c'è una soluzione che rientra in quel percorso che non stiamo facendo da soli. Solo questa settimana nelle Fiandre voi avete visto la nuova alleanza fiamminga, una formazione indipendentista come Indipendenza Veneta, di spessore, di programmi, di proposte, di persone preparate, il cui leader parla 4 lingue, ma non perché bisogna parlare 4 lingue, ma non perché bisogna avere un profilo accademico. Prima avete sentito Lodovico Pizzati, che curriculum ha, avete sentito Luca Zano Cantarutti, fra poco sentite Alessio Morosin, Davide Pozzobò, ma non perché serva avere queste cose, ma perché è evidente che se noi vogliamo fare un percorso ideale così importante, bisogna anche arricchirlo di contenuti. Per 20 anni abbiamo assistito a slogan sterili, ma noi non solo individuiamo la via d'uscita, non solo abbiamo individuato il momento giusto, la finestra storica del cambiamento che sta facendo soffiare impetuoso il vento dell'indipendenza in Europa e nel mondo, ma abbiamo anche dato una visione di cosa avverrà una volta che avremo l'indipendenza veneta. Noi non parliamo di contenuti sterili, razzisti, xenofobi, vuoti. Non chiediamo ai veneti di fare un salto nel buio, no, noi chiediamo ai veneti semplicemente di entrare dalla porta principale di un mondo che ci spetta, che è semplicemente il disegno e la naturale determinazione di quelle che sono le nostre giuste aspettative. Un Veneto in cui i cittadini sovrani, appunto, limitano per esempio il potere della classe politica. Non vorremmo mica forse un Veneto un domani che, come fa oggi l'Italia, vi svegliate al mattino sul giornale e nella notte vi è entrato nelle tasche senza chiedervi alcun permesso e per darci alcunché? Io no. Noi vogliamo un Veneto in cui come cittadini poniamo un freno alla classe politica, no? Noi vogliamo un Veneto in cui i nostri giovani possano studiare, possano qui trovare le migliori università del mondo che oggi abbiamo perso. Paolo Bernardino qui è un docente con un curriculum e una carriera internazionale e lui ci insegna che non esiste più alcuna università veneta né italiana tra le prime 250 del mondo. È una vergogna. Noi invece vogliamo fare un Veneto in cui torniamo ad avere le università, in cui torniamo ad avere gli studenti da New York, da Amsterdam, da Sydney, da New Delhi, da tutto il mondo, che vengono a studiare a Padova, a Venezia, a Verona. Noi vogliamo di nuovo un rinascimento veneto, vogliamo di nuovo vedere Galileo Galilei che viene qui ad insegnare ai nostri ragazzi e ai ragazzi del mondo il sapere. Noi vogliamo un Veneto come imprenditori e come
persone che lavorano, che ci lasci lavorare. Noi viviamo qui in una situazione con la più alta pressione fiscale del mondo, un autentico inferno fiscale, il peggiore inferno fiscale del mondo, e a fianco abbiamo paesi, magari stati, nati da poco, no? Che hanno una tassazione del 20%, 24%. Il Montenegro ha una tassazione del 9% sulle imprese, sul reddito di impresa e sul reddito delle persone fisiche. E allora noi non è che hanno un paese con delle regole certe. Noi vogliamo un Veneto con regole certe, giuste. Noi vogliamo un Veneto in cui è giusto che noi che lavoriamo anche contribuiamo al benessere di questo paese, ma non è giusto che veniamo scorticati dal fisco per non avere nulla. Non è giusto che paghiamo tasse più alte della Svezia per avere servizi come quelli dell'Albania. Noi vogliamo un Veneto in cui ci sia una tassazione equa, giusta, che ci permetta di affrontare il mondo non più con le mani legate dietro la schiena, ma in grado di reggere e di affrontare le sfide della modernità. È quindi un Veneto virtuoso, bello, uno Stato aperto all'Europa e al mondo, quello che vogliamo noi, una nuova Repubblica Veneta che ridiventi faro ed esempio di civiltà nel mondo. Bravo! E guardate bene, se ne sta accorgendo il mondo stesso. Oggi eravamo sul Wall Street Journal, il più importante organo di informazione finanziario del mondo, e ha detto chiaramente il Wall Street Journal: Catalunya, Scozia, Fiandre e ora anche il Veneto. E il Wall Street Journal ha identificato qual è la classe dirigente, le persone che hanno intrapreso questo percorso, e hanno individuato l'interlocutore che sa dare l'interpretazione dei fatti che oggi hanno portato a questo momento storico in cui anche il Consiglio regionale del Veneto si è voluto con saggezza inserire. Perché è pur vero come è vero che l'indipendenza veneta è un fenomeno, un movimento trasversale a tutte le forze politiche. È vero come è vero che abbiamo bisogno di tutti, ma proprio di tutti. Ma è anche altrettanto vero che noi qui siamo vigili. Noi qui siamo determinati a creare quel Veneto di cui vi ho parlato poco fa. E allora, in questa situazione diventa, pensate, la storia è tremenda, perché la storia ritorna. Noi non la citiamo anche raramente. Nei nostri comunicati che abbiamo mandato non abbiamo parlato di Repubblica Serenissima di Venezia, non abbiamo parlato di nostalgia per il passato, non abbiamo parlato di concetti che magari altri propagandano in modo sterile e fine a se stesso. Noi abbiamo parlato di quelle ragioni che vi ho detto poco fa, ragioni del buon senso, le ragioni del cuore sì, ma anche le ragioni della mente. È stato il mondo che quando ha visto questo ha detto: oh sì,
la gloriosa Repubblica Serenissima di Venezia sta rialzando la testa. E sono stati i nostri più fieri nemici di un tempo a darci riconoscimento forse più altisonante. Rinasce lo stato marittimo più potente del mondo, la Turchia l'ha detto. E allora capiamo perché la classe dirigente, i rappresentanti istituzionali che oggi siedono in consiglio regionale, saggiamente si sono inseriti in questo percorso, in questo fiume in piena impetuoso che altrimenti li avrebbe travolti. Questo fiume siamo noi, questo fiume siete voi, è un fiume di responsabilità, è un fiume di passione, è un fiume di emozioni, ma è un fiume di enormi ragioni che albergano nel buon senso, le ragioni dei buoni che oggi non sono più disposti a vedere compromesso il loro futuro. Evviva l'indipendenza veneta!